Esiste uno strumento per avere il polso dei reali prezzi del mercato immobiliare? La risposta è sì, e quello strumento è FIAIP Monitora. È stato il Caffè Pedrocchi di Padova ad ospitare la presentazione dell'Osservatorio Immobiliare 2025 di Padova e Rovigo. Professionisti del settore da ogni parte del territorio hanno così potuto ricevere i più aggiornati ed attendibili dati del mercato immobiliare, basati su rilevazioni reali. L'andamento del mercato immobiliare a livello di transazioni è stato molto positivo, ha superato anche il livello nazionale che si attesta intorno al 6,7%, mentre quello padovano e della provincia ha fatto un aumento addirittura del 7,6%, con 12.500 transazioni contro le 11.630 del 2024, e a livello provinciale abbiamo addirittura avuto un incremento di transazioni di 1.000 transazioni con un 12,81% in più. Grazie a FIAIP Monitora gli agenti immobiliari possono avere una fotografia accurata del mercato nel territorio. Valori al metro quadro aggiornati comune per comune, zona per zona, ma possono anche comprendere meglio le macro tendenze, mettendo a fuoco la direzione in cui si sta muovendo la domanda di immobili a Padova. Il capoluogo ha avuto una leggera flessione, questo ovviamente è dovuto anche agli immobili meno performanti, mentre la vera sorpresa è stata la provincia. La provincia abbiamo visto una crescita di circa il 13%. Le località più interessanti sono state sicuramente Albignasego e Abano Terme. Questo è dovuto sicuramente alla qualità degli immobili e alla classe energetica, ma anche alle vie di comunicazione rispetto alla città. In un contesto di generale crescita delle transazioni immobiliari, la figura dell'agente diventa più che mai essenziale. Non un semplice facilitatore, ma un professionista aggiornato e competente, capace, anche grazie a strumenti come FIAIP Monitora, di leggere le tendenze e i bisogni del momento. È stato un anno di crescita, chiudiamo l'anno intorno alle 760.000 compravendite, quindi un dato sicuramente importante, con una crescita moderata, ma ancora una crescita rispetto al 2025. Si evidenzia un segmento ancora importante di persone che acquistano l'immobile facendo ricorso al credito, quindi questo sta a dimostrare come l'investimento immobiliare sia strettamente dipendente dalla concessione del credito.